Caro bollette in Sicilia, energia elettrica più che raddoppiata. A Catania ci sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa. Torna la giornata di raccolta del farmaco, donare i medicinali a chi ne ha bisogno, quest'anno un'intera settimana dedicata alla solidarietà. Debiti, problemi con i fornitori e con i clienti, imprese ormai al collasso e sull'orlo del fallimento. Circa 80.000 imprese siciliane rischiano la chiusura nelle prossime settimane. Maschere e coriandoli colorati iniziano a invadere le strade. Carnevale nel 2023 è iniziato domenica scorsa 5 febbraio e si concluderà martedì 21 febbraio. Il 16 giovedì grasso. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del caro bollette. In Sicilia energia elettrica più che raddoppiata. Lo scorso anno i siciliani hanno pagato il secondo conto più salato della penisola in elettricità, preceduti solo dagli abitanti della Sardegna. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ad Agrigento le bollette di elettricità sono aumentate del 100,8%, mentre quelle del gas del 50% nell'anno 2022. Questo secondo l'analisi fatta da Facile.it guardando i consumi energetici del 2022 delle famiglie residenti nella nostra provincia. In media 1.593 euro hanno speso per la bolletta elettrica, sebbene la bolletta della luce è 1.032 euro per il gas, più 57%, sebbene la bolletta della luce è stata la seconda più leggera della regione. La nostra provincia risulta essere la terza della Sicilia, dove si è speso di più per il gas. Se a livello regionale la spesa media di 2022 per l'energia elettrica è stata pari a 1.627 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Ragusa 1.754 euro, Siracusa 1.707 euro, Trapani 1.661 euro, mentre i più fortunati sono stati i residenti di Agrigento con 1.593 euro e Messina con 1.487 euro. Per la bolletta del gas invece a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.045 euro. Analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state le zone di Palermo con 1.079 euro, Catania con 1.076 euro e Terza Agrigento con 1.032 euro. Seguono nella graduatoria regionale 925 euro Siracusa e Messina con 868 euro. Debiti, problemi con i fornitori e con i clienti, imprese ormai al collasso e sull'orlo del fallimento. I postumi del super bonus stanno mettendo in ginocchio tanti imprenditori. Circa 80.000 imprese siciliane rischiano la chiusura nelle prossime settimane. Il blocco dei crediti dunque attualmente sta avendo un impatto pesante sulla catena dei soggetti legati alla filiera dell'edilizia. I dettagli nel servizio. Sì, noi ad oggi siamo con 4 cantieri, noi come Impredin Impianti bloccati. Ci troviamo un cassetto fiscale pieno, dove oggi non possiamo usufruire di nulla assolutamente, e per noi è solo carta straccia. Ci troviamo con dei cantieri che paghiamo noleggio dei ponteggi, e io personalmente pago più di 18.000 euro al mese per non lavorare, e quindi pagare ponteggi bloccati, operai in cassa integrazione disoccupati. Ci troviamo in una situazione completamente di sbando totale, dove ci saranno aziende che, scusami se ti ho interrotto, ci saranno aziende che non arriveranno nemmeno a fine mese. No, ad oggi ci sono molte imprese che hanno già chiuso per fallimento, ci sono molte imprese che non hanno più avuto la possibilità di poter andare avanti e che si troveranno a dover combattere contro anche la giustizia, perché inizieranno cause civili, dove avvocati impronteranno cause a mai finire. Tra parentesi, ad oggi, oltre ai cantieri bloccati, noi abbiamo gente che abbiamo dovuto licenziare, gente che a oggi ha perso il lavoro e che gente che si ritroverà, grazie anche al governo italiano, a giugno o a luglio di una riforma anche sul reddito di cittadinanza. Quindi oltre a essere disoccupata avrà tanti altri problemi economici.
Assolutamente, abbiamo investito e anticipato milioni di euro, se non miliardi ormai, per avere poi di fronte che cosa? Uno Stato che ha fatto un passo indietro, anzi 26 passi indietro, visto che ha modificato 26 volte questo decreto legge, e siamo 55 circa mila imprese pronte a fallire da qui nei prossimi 2-3 mesi, con cassetti fiscali pieni di crediti fiscali che non riusciamo più a vendere perché le normative le hanno incagliate. Tanti debiti anche alla tua azienda. Tantissimi, noi parliamo sul cassetto fiscale, abbiamo circa 8 milioni di euro di crediti e abbiamo 1 milione quasi e mezzo di debiti tra fornitori, operai, sono tutti crediti che naturalmente speriamo di vendere nei prossimi mesi, ma sono passati già 15 mesi in totale, più di un anno, e i fornitori sono la nostra anima perché praticamente grazie alla loro fiducia e grazie al fatto di sperare in una nostra risoluzione del problema ci continuano a dare credito e continuano ad aspettare che noi possiamo realizzare questa e monetizzare questa grande cifra di denaro. No, questa è la beffa delle beffe, perché ora non voglio essere il super politico internazionale, però mi scandalizza come un paese pieno di debiti, all'agonia, con un sacco di disoccupati, gente che sta comunque morendo realmente, letteralmente di fame, compreso noi che siamo con una situazione economica così disastrosa, pensi a fomentare e a finanziare una guerra di cui a noi non interessa nulla. Non è una bella frase, ma non è questo il modo in cui si dovrebbe agire. Io partirei domani per andare a lavorare per un grosso imprenditore russo. Trasporto urbano ad Agrigento. Per il Codacons la proroga del contratto alla Tua Trasporti sarebbe incostituzionale. Abbiamo invitato la Procura e la Guardia di Finanza ad occuparsene, scrive Giuseppe Di Rosa. Arturo Cantella. La proroga del contratto alla Tua Trasporti è incostituzionale. Abbiamo invitato la Procura e la Guardia di Finanza di occuparsene. Questa puntuale la nota stampa che arriva dal Codacons di Agrigento, che afferma come la proroga tecnica è ammessa solo in casi eccezionali per assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Questo sancisce l'ANAC. La nota stampa del Codacons afferma come sindaco, data la scadenza del contratto scaduto a settembre ma prorogato per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che lega il comune di Agrigento alla società concessionaria Tua, vuole rendere conto alla città di cosa accade, visto che non si hanno più notizie della gara di evidenza pubblica. La nota stampa del Codacons di Agrigento afferma come un ingiustificabile silenzio che stride con il rispetto della disciplina europea, la trasparenza che porta alla parità tra gli operatori interessati, l'economicità della gestione, nel garantire adeguata informazione alla collettività, a fronte di un servizio che costa ai contribuenti agrigentini 2.227.481 euro l'anno, continua Di Rosa. Riteniamo che gli agrigentini abbiano il diritto di sapere quali siano le iniziative che l'amministrazione ha adottato a oggi, a cosa e come si sta lavorando per dotare Agrigento di un sistema di mobilità urbana più moderno, più sostenibile, più funzionale ed affidabile. La proroga tecnica, conclude Di Rosa, è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo in caso in cui l'amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio. Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività annunciati dall'articolo 2 del decreto legge 163/2006 e dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici del decreto legge 50/2016, nonché il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione italiana. Tra pochi mesi a Catania l'inaugurazione del polo energetico più grande d'Europa, la più grande fabbrica di pannelli solari, una struttura strategica per rendere i paesi dell'Unione Europea meno dipendenti dalle importazioni cinesi, per costruire nuovi impianti fotovoltaici e produrre elettricità green in ottica di decarbonizzazione e indipendenza energetica. Presenti a Catania il presidente di Enel Michele Crisostomo e il CEO Francesco Starace e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin. Vediamo.
La Sicilia al centro degli investimenti, più di 500 posti di lavoro e soprattutto la sicurezza ambientale. Sì, è una giornata estremamente positiva per la Sicilia, per i siciliani e per il sottoscritto. Dimostriamo di essere attrattivi per quanto riguarda le attività di investimento e produttive. Ci augureremmo che una parte di questa energia possa rimanere in Sicilia. Comunque stiamo lavorando, riformando le regole del Comitato Tecnico Scientifico che in passato ha paralizzato qualunque forma di investimento in termini ambientali, in termini di impianti fotovoltaici che potessero dare alla stessa nostra terra dell'energia. Lo stiamo riformando in maniera seria, in maniera concreta, per regole snelle nel rispetto della tutela dell'ambiente. Ce la stiamo mettendo tutta, era uno dei miei impegni assunti in campagna elettorale. Dobbiamo essere attrattivi per tutto, anche per chi, superando i vincoli ambientali, intende installare, perché l'impianto di oggi, naturalmente questi impianti andranno altrove, non rimangono in Sicilia, si producono ma verranno altrove trasmessi questi pannelli. Noi vogliamo fare in modo che chi vuole che questi pannelli rimangano in Sicilia si possano trasformare in energia, lo possa fare con speditezza e delle regole che la Regione Sicilia si darà più semplici e più snelle rispetto al passato. Presidente, con il Ministro dell'Ambiente parlerete di Priolo, c'è un DPCM per quanto riguarda il lavoratore, 30 giorni importanti e soprattutto capire poi per quanto riguarda invece lo stabilimento quando la GOI sarà operativa. Beh, lo stabilimento Lukoil, io ho incontrato i nuovi acquirenti, sono stati molto prudenti, nel senso che l'acquisto si perfezionerà, diciamo, nel momento in cui avranno fatto probabilmente una due diligence, avranno ottenuto le vulture. Mi sembrano persone affidabili perché sono stati ritenuti tali sia dal Ministero ma anche dalla venditore editrice, alla Lukoil, è un patto tra privati. Noi abbiamo seguito sin dall'inizio il Ministro Russo questa vicenda, sia per quanto riguarda l'adozione da parte del decreto del governo che ha insediato l'amministratore giudiziario che, essendo italiano, ha potuto garantire la continuità aziendale e quindi l'approvvigionamento della materia prima. E su questo tema ci siamo tenuti sempre in contatto, abbiamo dato il concerto, l'intesa su questa prima parte del DPCM, arriverà una seconda DPCM che è di concerto anche con gli altri ministeri, dove si parlerà di attuazione di queste regole. Ci saranno 36 mesi di tempo per fare in modo che il depuratore venga messo a norma, lavoreremo di concerto con il governo naturalmente, però siamo estremamente soddisfatti di come è stato affrontato il tema, sia dal governo regionale ma principalmente dal governo nazionale che ha preso a cuore questa vicenda. Va bene? Grazie. Beh, la politica sta facendo di tutto, mi sono espresso, il governo sta riformando il comitato tecnico scientifico, mi sono già espresso, più di questo cosa possiamo fare? Per attrarre investimenti, fare in modo che si possano impiantare più azioni di fotovoltaico, di un'energia green che rimanga in Sicilia. Fino adesso questa politica di attrazione, di più che investimenti di impianti che producono energia per la stessa Sicilia non c'è stata, quindi la svolta per quanto mi riguarda è quello che ho promesso in campagna elettorale, sono fermamente determinato a cambiare le regole che hanno paralizzato la Sicilia. Posti di lavoro, tecnologie innovative e soprattutto la dimostrazione che l'Italia può essere competitiva a livello internazionale. Certamente lo può essere, a patto di guardare al di là dell'Italia, guardare prima l'Italia ma poi il mondo. Le aziende italiane sono diventate grandi perché sono state utili al mondo, non soltanto all'Italia. Quindi è veramente bello vedere come la tecnologia sviluppata qui a Catania, in Sicilia, possa finalmente diventare qualcosa che grazie alle dimensioni e all'ambizione di questa fabbrica traguarda al mondo intero, quindi è una bella soddisfazione. Un investimento da centinaia di milioni di euro che comunque punta molto sul territorio, su questa terra. Sì, noi siamo qui da circa 15 anni e ci troviamo molto bene, abbiamo investito 15 anni fa su una fabbrica di dimensioni minori e grazie a quell'investimento e un po' alla pervicacia dei nostri ricercatori e di chi ha voluto innovare questa tecnologia ci troviamo adesso a fare un investimento che aumenta di 15 volte la nostra dimensione. Ci troviamo in un posto che è Catania, che è in questo momento un po' l'epicentro della nuova versione del solare fotovoltaico dei prossimi anni, quindi è un momento abbastanza importante. Qual è l'obiettivo di questa fabbrica? È quella di ampliare la dimensione della fabbrica esistente passando da 200 a 3000 megawatt con una tecnologia molto competitiva che fa sì che questi pannelli siano tra i più efficienti al mondo.
e anche un'altra missione, quella di riportare in Italia e in Europa una tecnologia che è fondamentale per lo sviluppo del nostro futuro energetico e quindi prendere un po' più in controllo il nostro futuro da questo punto di vista. Come lo vede questo futuro energetico? Bene, nel senso che è un futuro che gradualmente e in maniera, devo dire, accelerata, perché si è visto in quest'anno una grande accelerazione, si affranca dalla schiavitù dei combustibili fossili, dalla loro irrazionale e pericolosa volatilità, e quindi ci mette più in controllo del nostro futuro. L'energia è fondamentale per il futuro di uno sviluppo di un popolo, di una nazione, e quindi più ne abbiamo un controllo meglio è. E sulla situazione invece attuale, quindi sul caro prezzi per quanto riguarda le materie prime, cosa ne pensa? Beh, penso quello che si vede in questi giorni, cioè siamo tutti contenti che il gas costa meno. Ci siamo già dimenticati che questo meno oggi è il doppio che quello che eravamo abituati a pagare prima, quindi bisogna stare attenti a non farsene un'abitudine di queste cose. Credo che la volatilità non ce la dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare di spingere per fare sì che sempre meno dipendiamo da combustibili fossili, almeno per l'energia elettrica. E se poi cominciamo a pensare che se ne può diventare liberi anche per quanto riguarda il riscaldamento grazie alle pompe di calore, ecco che guardiamo con maggiore fiducia al fatto che questa dipendenza comincia a diventare sempre meno importante. L'Italia come risponde comunque alle energie rinnovabili? Risponde bene come paese, perché per esempio durante il 2022 sono triplicati gli impianti che tutti gli italiani, aziende e anche privati hanno messo nelle proprie case e nelle proprie fabbriche, quindi la risposta è stata abbastanza corale e molto eloquente. Questo vuol dire che semplicemente quest'anno, 2022, sono stati installati 2500 megawatt di solare, che è il 10% dell'installato totale italiano, quindi gli italiani rispondono molto bene. Sugli impianti più grandi c'è un pochino di lentezza negli sviluppi dei percorsi autorizzativi, su cui però devo dire c'è un'attenzione di questo governo, e sono abbastanza convinto che nel prossimo anno, durante il 2023, si vedrà un'accelerazione importante da questo punto di vista. Noi come Enel abbiamo cominciato a vederlo. Competitor della Cina, però Enel punta sulla qualità del pannello, su un'efficienza maggiore rispetto ai cinesi. Sì, i pannelli cinesi sono di ottima qualità, cominciamo subito a dirlo, non è che stiamo dicendo che non è facile competere con i cinesi sui pannelli solari, quindi lo sforzo che è stato fatto qui è quello di dire non è che si investe in Italia perché bisogna investire in Italia, si investe in Italia perché c'è competitività tecnologica, e questo è stato un po' lo sforzo che abbiamo cercato di spingere. Avendo questa, adesso possiamo fare un po' di gara con i cinesi. Torna la giornata della raccolta del farmaco, donare medicinali a chi ne ha bisogno. Quest'anno un'intera settimana dedicata alla solidarietà. Arturo Cantella. Al via da oggi, martedì 7 al lunedì 13, la giornata di raccolta del farmaco durerà una settimana. Chiediamo ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i più bisognosi. Simbolicamente il delegato provinciale di Agrigento, Maurizio Bonomo, ha intanto consegnato la pettorina di volontario all'arcivescovo di Agrigento, Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, che ha aderito all'iniziativa con interesse e fattiva collaborazione, e al primo cittadino della città di Agrigento, dottor Francesco Miccichè. Intanto i farmaci raccolti saranno consegnati alle realtà assistenziali convenzionate che si prendono cura di persone in condizioni di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente le medicine. La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali cui si rivolgono quando hanno bisogno di aiuto. Donare è un farmaco per chi non può permetterselo, un modo per esprimere attraverso un semplice gesto di gratuità il meglio della nostra umanità, per dare un segnale di speranza. Il fabbisogno segnalato a banco farmaceutico dalle realtà assistenziali supera il 1 milione di confezioni di medicinali, e serviranno soprattutto analgesici, antipiretici, antinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici, intestinali e antisettici. Ad Agrigento la raccolta si svolgerà nelle seguenti farmacie:
Macaluso in Delicato in piazza Vittorio Emanuele, Russo in viale Regione Siciliana 1, la farmacia Nicoletti a Canicattì, la farmacia Cacciatore a Casteltermini, Saieva a Favara, a Licata la farmacia Licata in via Palma 6, a Ravanusa la farmacia Costanza, a Ravanusa la farmacia Guadagnino, la farmacia Egea, la farmacia Minacori 30, la farmacia Viola a Santa Margherita del Belice. I volontari del banco farmaceutico saranno inoltre presenti e indirizzeranno gli utenti all'acquisto dei farmaci necessari. La giornata del farmaco si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana. L'iniziativa è possibile grazie anche al sostegno di Federfarma e di quei farmacisti che vi aderiscono. Oltre a ospitare la giornata della raccolta del farmaco, la sostengono con erogazioni liberali. Un sentito ringraziamento è stato formulato da Maurizio Bonomo, delegato provinciale della Fondazione Banco Farmaceutico Ollus, a tutti i farmacisti che si sono messi a disposizione di questa importante iniziativa di solidarietà, confermando il valore sociale dell'impegno profuso quotidianamente sul territorio al servizio dei cittadini. Bonomo continua anche ringraziando i tanti volontari e i consumatori che con la loro generosità consentiranno di raccogliere medicinali necessari a sostenere chi è costretto a dover scegliere se mangiare o curarsi. Finanziaria Regione Siciliana, c'è anche l'aumento per i sindaci. Vediamo. Nella finanziaria di oggi in discussione all'Ars è previsto un congruo aumento per i sindaci siciliani. L'emendamento è pronto per essere tirato fuori dal cilindro da parte della maggioranza come un jolly. L'affondo era avvenuto dal presidente dell'ANCI Paolo Amenda, che sosteneva come gli altri sindaci delle regioni lo avevano già ottenuto da circa 2 anni, mentre in Sicilia nulla era stato fatto. L'appello quindi è stato accolto dai parlamentari regionali siciliani, che si sono subito messi all'opera per farlo. Quindi sono arrivate le prime indiscrezioni da parte del presidente della commissione bilancio Daidone e da parte dell'assessore agli enti locali Andrea Messina, che ha anche anticipato che la metà della somma potrà essere messa a disposizione dalla Regione. Per l'altra restante parte i sindaci dovranno provvedere a trovarsi loro l'adeguata copertura finanziaria. Il parametro da raggiungere è quello dello stipendio simile al Presidente della Regione, che è pari a 13.800 euro al mese. Questo vale per le città più grandi, mentre per gli altri comuni verranno parametrati in proporzione. I sindaci di Catania e Palermo e Messina raggiungeranno così l'obiettivo mensile come quello del Presidente della Regione, mentre gli altri comuni più piccoli passeranno da circa 1.300 euro a 2.200 euro, mentre gli altri si adegueranno in proporzione. La cifra prevista per il bilancio regionale è di circa 900.000 euro al mese, che in un anno ammontano a circa 10 milioni di euro. Intanto la Regione si prepara ad approvare la finanziaria con circa 700 emendamenti sotto esame, con una cifra che si potrebbe aggirare per quelli nuovi di circa 50 milioni di spesa. Oggi il doppio dei detenuti è al 41 bis rispetto alla stagione delle stragi. Il segretario generale della UIL-PA Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio evidenzia come la disfunzionalità dei circuiti ordinari sia la causa di questo fenomeno. I dettagli nel servizio. In merito alle recenti discussioni circa il maggior ricorso al 41 bis consegue a disfunzionalità dei circuiti orari, interviene la UIL Polizia Penitenziaria affermando come se il numero dei detenuti del carcere duro è circa il doppio rispetto agli anni in cui venivano arrestati i boss delle stragi di mafia, come rilevato anche dal magistrato Alfonso Sabella, è perché da tempo i circuiti ordinari, anche dell'alta sicurezza, non offrono più le adeguate garanzie, soprattutto a riguardo dell'interruzione dei collegamenti con l'esterno, ma pure rispetto ai traffici interni alle carceri. Anche nell'alta sicurezza, del resto, non sono affatto rari i rinvenimenti di smartphone o telefoni cellulari. Pure questo, in diversi casi, l'autorità giudiziaria è costretta a richiedere l'applicazione del 41 bis. Ad affermarlo è il segretario generale della UIL-PA,
Polizia Penitenziaria De Fazio. Da tempo, nostro riguardo, continua il segretario, i circuiti ordinari, sia a media e ad alta sicurezza, risentono dell'approssimazione con cui la politica ha approcciato alle carceri che sono state private delle risorse umane, delle risorse tecnologiche e di quelle strumentali e finanziarie per assolvere a tutte quelle funzioni a esse demandate. Il paradosso, continua il segretario della UILPA, è che ne risulta che i penitenziari allo stato attuale non garantiscono né sicurezza, né risocializzazione, né umanità, niente di più distante di ciò che vorrebbe l'articolo 27 della nostra Costituzione. Per queste cose e tante altre le abbiamo riferite pure alla Commissione parlamentare, continua nel suo comunicato il segretario della UILPA, alla Commissione antimafia che ci ha auditi già nell'aprile dello scorso 2021 al fine di ridurre il ricorso al regime del 41 bis dell'ordinamento penitenziario. È dunque necessario ripristinare i livelli adeguati di sicurezza degli altri circuiti attraverso il potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria, la dotazione e l'efficientamento di strumentazione ed equipaggiamenti, ma anche mediante una nuova organizzazione complessiva che richiede riforme strutturali urgenti. Auspichiamo pertanto che quando non si parlerà più dei detenuti Alfredo Cospito e Matteo Messina Denaro, non scemi, come sempre in passato, l'attenzione della politica e vi sia conseguenzialità a tutte le affermazioni che si sentono in questi giorni sia dalla maggioranza di governo sia dall'opposizione, conclude il segretario generale De Fazio della UIL Polizia Penitenziaria. Maschere e coriandoli colorati iniziano ad invadere le strade. Carnevale nel 2023 è iniziato domenica scorsa 5 febbraio e si concluderà martedì 21 febbraio. In base al rito romano bisogna tenere d'occhio anche il 16 febbraio, giovedì grasso, mentre la vera e propria domenica di Carnevale sarà il 19 febbraio. Vediamo. Per il sindaco di Cirale si rinnova la tradizione della parrucca a carnevale. La parrucca tricolore. Diciamo che l'istituzione sindaco in un momento così di goliardia sarebbe stato poco opportuna la fascia delle manifestazioni ufficiali, però d'altra parte è un momento importante questo per la città di Acireale, perché l'aspetto folcloristico, l'aspetto di divertimento che tocca tutti i cittadini, chi si riconosce, chi un po' ritorna bambino in questi momenti, ha anche un grande valore economico, perché è un'attività, una manifestazione che dà una spinta all'economia del nostro territorio. Basti pensare che il periodo di febbraio è un periodo morto per chi fa accoglienza, per chi fa ricettività, e invece in questo modo viene valorizzato. Quindi è sicuramente un momento bello, è un momento in cui tutti torniamo bambini. Rosanna Sapia, dalla Venera dell'Etna, oggi madrina della manifestazione più importante della città, il Carnevale. Sì, è un onore, come già ho anticipato, un piacere. Questa non è la prima volta che insomma, sono qui a fare la madrina. Già quando avevo 18 anni, 12 anni fa, appunto con la Venere dell'Etna, ho avuto il piacere di essere la madrina di questo splendido carnevale, quindi è un onore, è un piacere essere qui. E poi, come ho detto poc'anzi, a Cireale il carnevale mi porta sempre fortuna. Mi portò fortuna all'epoca e spero che mi porti ancora fortuna, insomma. Di scatole rotte in Milano, senza balcone, senza un saldo bucato, c'era la polvere prima di quei trofei. Divertirsi.
Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Un ATM Postomat di nuova generazione da oggi disponibile per i cittadini di Filicuti. Vediamo. Un ATM Postamat di nuova generazione adesso disponibile per i cittadini di Filicudi. Poste Italiane ha infatti sostituito lo sportello automatico della tipologia stand-alone, ovvero completamente esterno e autonomo, sito sull'isola eoliana con un nuovo Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L'ATM Postamat, sito in via Porto, è a disposizione di residenti e turisti e inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l'ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte postpay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta, titolari di carta Postamat Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte postpay. Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l'attenzione che l'azienda riserva alle realtà locali. Il disegno di legge presentato dal Ministro Calderoli aumenterebbe ancora di più il divario che c'è tra il nord e il sud. I cittadini devono capire che se dovesse passare questa legge noi cadremmo ancora di più nel baratro rispetto a quanto già non lo siamo. Aumenterebbe i divari, i servizi quali soprattutto quelli scolastici, il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità verrebbero meno perché si creerebbero 20-21 diciamo italiette che ognuno di loro avrà delle leggi ad personam, quindi sull'istruzione, sulla sanità, sull'energia e altre 22 materie. Noi abbiamo contrastato fortemente e abbiamo sottoscritto e stiamo sottoscrivendo anche una legge di iniziativa popolare, bisogna raccogliere 50.000 firme per portarla poi in Parlamento. I cittadini devono capire che questo disegno di legge farebbe sprofondare il Sud Italia e la Sicilia ancora più a sud di quando non si trovi già. La Sicilia non potrebbe però sfruttare questo statuto speciale che ha, che resta sulla carta, ecco, nella riorganizzazione del paese non si potrebbe dare la possibilità a chi ha lo statuto speciale di poter lavorare con quei poteri e ricreare un equilibrio che di fatto non c'è più? No, diciamo che lo statuto speciale è un'arma a doppio taglio perché non si è mai attuato. In queste condizioni, soprattutto delle condizioni socio-economiche della nostra Sicilia, noi abbiamo bisogno della redistribuzione che lo Stato fa delle risorse, perché le 3 regioni che già hanno chiesto questi poteri, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, vorrebbero trattenere il gettito fiscale nella propria regione invece di destinarlo allo Stato, che poi lo Stato redistribuisce alle regioni più povere per ovviamente risollevarle da questo Stato. Ma che povero rimarrebbe povero e sarebbe ulteriormente più povero con l'autonomia differenziata? Sì, questo è un Robin Hood al contrario, si toglie ai poveri per dare ai ricchi. I cittadini devono capire che questa è una mannaia nei confronti del Sud, che già viviamo in una condizione di disagio e soprattutto di sofferenza, e sicuramente l'autonomia differenziata non aiuta a risollevare le sorti della nostra Sicilia. Scherma, sciabola femminile. Un atleta di sciacca, Mantegna, ha vinto a Milano la 12ª edizione del trofeo Acquamarina. Arturo Cantella. L'atleta della discobolo sciacca Siria Mantegna ha vinto a Milano la 12ª edizione del trofeo Acquamarina di sciabola femminile individuale, organizzato dalla società sportiva del Giardino in occasione delle celebrazioni per i suoi 140 anni di attività. Una gara impeccabile quella di Mantegna, nessuna sconfitta nei vari assalti, sia nella fase a gironi che nelle dirette. In finale il successo è arrivato nel corso di un bel confronto contro l'atleta di casa Federica Pozzi. Nel corso di questi 140 anni la Sala d'Armi Società del Giardino ha conseguito con i suoi atleti numerosi successi olimpici, 29 ori, e mondiali, 46 ori, individuando a squadre. Per questo è stata insignita nel 1997 dal CONI
dell'onorificenza del collare d'oro e merito sportivo. La Discobolo Sciacca fa festa per questo importante risultato ottenuto in una manifestazione di livello nazionale, insomma un trofeo prestigioso organizzato da una delle società storiche della scherma, un ottimo test della prova nazionale di qualificazione del prossimo 26 febbraio, ha commentato il tecnico nazionale Pippo Pullo. Siria ha tirato fuori una gara impeccabile ed è stata molto brava. Mi preme sottolineare che la mostra atleta ha iniziato la seconda stagione sotto le cure di Lucio Landi, che per anni è stato uno dei tecnici della nazionale assoluta. Il prossimo appuntamento per il team di Scobolo di Sciacca è a Montesilvano il 26 febbraio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.